Giovedì 22 febbraio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Oggi leggeremo assieme il Corriere delle Alpi, diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. La notizia messa in risalto ci porta a Cortina d'Ampezzo, c'è il CIO, giù i primi larici. Aperto il cantiere di Cortina per la ricostruzione della pista, contestazione ambientalista con slogan e un concerto a lutto. Sopralluogo della delegazione olimpica, il violoncellista Brunello esegue un requiem in mezzo al bosco, come si può vedere da questo scatto. Il rombo delle motoseghe, il suono del violoncello, rumori e musica nel lariceto che lambisce il percorso della pista da bob di Cortina, dove ieri mattina all'alba sono cominciati i lavori di disboscamento per lasciare spazio al cantiere per ricostruire la Monti. Ieri mattina, quando a Cortina erano attesi gli ospiti del CIO e degli enti che ruotano attorno alle Olimpiadi per un sopralluogo alle strutture, avrebbero trovato un cantiere in movimento. Hanno trovato anche la protesta di alcuni ambientalisti e l'eco del violoncello del maestro Mario Brunello, che aveva affidato ad un requiem il suo dissenso. I commissari hanno visitato i luoghi di gara, gli italiani sono sicuri di averli convinti. L'approfondimento di Paola Dallanese lo troveremo a pagina 2 e a pagina 3. L'intervista al campione, Zugler, protesta assurda, sono solo 3 alberi in croce, ovviamente un approfondimento sempre riferito ai lavori per la ricostruzione della pista da bob Monti di Cortina, l'approfondimento di Ferro sempre a pagina 2 e 3. In prima pagina anche una tragedia che scuote la comunità di Marziai, siamo nel comune di Borgo Valbelluna, operaio muore in cantiere a 37 anni. Era arrivato da poco in cantiere là verso il Piave a Marziai, ma non ha fatto neanche in tempo a cambiarsi e indossare i panni da lavoro. Un infarto ha stroncato la vita di Davis Solagna a soli 37 anni. I colleghi di lavoro ieri mattina lo hanno trovato in mezzo al piazzale della ditta Movimes nella frazione di Borgo Valbelluna, cui i titolari dell'impresa lo consideravano un fratello più che un dipendente. Il decesso, seppure non ascrivibile ai casi di morte bianca, è avvenuto nel giorno in cui in Italia si scioperava per dire basta ai morti sul lavoro. L'approfondimento di Contento a pagina 30. Nelle cronache, commercio a Belluno, il consorzio centro storico volta pagina, nuovo direttivo, vogliamo riportare la gente in città, dice Andrea Dal Ponte, indicato come possibile presidente. L'approfondimento di Marcella Corrà a pagina 21. Rimpasto a Sedico, si parla di politica a pagina 29, articolo a firma di De Barba, in giunta entra Gioia Nardin e Casoni il nuovo vice sindaco. Borca di Cadore, centro turistico ad ex stazione, progettazione addirittura. L'approfondimento di De Rosa a pagina 32. Mondo della Chiesa, il laboratorio raccoglie 35 iscritti, fiori in chiesa, la diocesi dà lezioni. L'approfondimento di Dalmas a pagina 25. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi. Le notizie in primo piano nelle prime pagine riguardano appunto la provincia di Belluno, Cortina d'Ampezzo, Olimpiadi 2026, Requiem per i larici, questo il titolo. A piena pagina sopralluogo del CIO, segnato dall'abbattimento dei primi alberi per il bob, proteste e concerto a lutto con Brunello al violoncello. Motoseghe in azione ieri mattina alle 7 in località Ronco per abbattere i larici presenti sul percorso della nuova pista da bob che dovrà essere realizzata per i Giochi Olimpici. È partito quindi il cantiere per un'opera che ha sollevato tante polemiche in questi ultimi anni e contro la quale lunedì scorso molti cittadini e ambientalisti hanno manifestato. L'avvio del cantiere, guarda caso come molti hanno notato, è arrivato proprio nella giornata in cui si è svolta la visita ispettiva della delegazione del Comitato Olimpico Internazionale. Mentre iniziava il taglio dei larici alle 9 ieri mattina, il famoso violoncellista Mario Brunello ha eseguito un requiem tra i boschi. Il musicista è arrivato accompagnato dalla consigliera regionale di Europa Viva, Cristina Guarda. A vigilare sui lavori di disboscamento però già di primo mattino c'erano alcuni residenti di Cortina, oltre ad esponenti di associazioni ambientaliste che hanno fatto notare alle forze dell'ordine, al primo colpo di motosega, la mancanza di segnaletica afferente al cantiere e quindi la sua pericolosità. Così la ditta incaricata ha sospeso i lavori per sistemare i segnali per poi riprendere l'attività. Cittadini ed ambientalisti insieme anche alla consigliera Guarda, che ha denunciato lo spreco di risorse per quest'opera e ha evidenziato che qualora non venisse realizzata nei tempi si configurerebbe un danno erariale di cui chiederemo conto. Hanno vigilato tutto il giorno sull'area anche in attesa del gruppo del Comitato Olimpico, a cui hanno riservato grida di proteste e qualche vergogna. Vediamo in questi scatti appunto
il taglio dei larici e il maestro Brunello violoncello con il suo violoncello in alto la protesta ambientalista, a destra l'amministratore delegato di Fondazione Mico Andrea Venier, che troveremo appunto in quest'altra pagina, ed ecco appunto le didascalie e i momenti di protesta. In Italia vogliamo le medaglie ma poi contrastiamo i nuovi impianti, l'intervista ad Armin Zegler, quello è un brutto esempio ma Cortina sarà diverso perché dove sorgerà la pista non batte il sole, forte come a Cesana, un'intervista quindi al campione Zoggeler dopo una gara che vediamo in questo scatto del 2014. Il CIU insisteva sui tempi, abbiamo rassicurato tutti, vertice di un paio di ore tra gli ispettori Fondazione Milano Cortina, Simico e Comune, la Presidente di Infrastrutture con il pool di tecnici, acceleriamo e ci faremo trovare pronti. Presenti 2 funzionari del Ministero delle Infrastrutture, gli altri siti collegati. Gli oneri della regione, ecco i costi, debiti da 43,5 milioni per realizzare le opere, come da bilancio regionale c'è un indebitamento da 43,5 milioni di euro in carico alla regione che si impegna a restituire la cifra in 30 anni per far fronte alle spese in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Del totale, poco più di 25 milioni saranno impiegati per la realizzazione delle opere e gli ulteriori 18,3 milioni invece per il possibile aumento dei costi di realizzazione. Le risorse sono già state allocate nel bilancio previsionale del 2024-2026 della Regione, destinate a far fronte agli oneri messi nero su bianco nel piano complessivo delle opere per i giochi. Siamo a pagina 4, i nodi della politica, arriva la stretta sugli appalti regolari, un piano per fermare le morti bianche. Nordio, il ministro della sicurezza, si dice contrario all'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, quello stradale non ha diminuito gli incidenti. Ma passiamo alle notizie riferite alla provincia di Belluno, dopo l'approfondimento di Cortina d'Ampezzo siamo a pagina 21, commercio, notizia che ci porta nel capoluogo, il consorzio centro storico, volta pagina, vogliamo riportare la gente in città. Sempre meno soci, negozi che si svuotano e un Natale che ha lasciato l'amaro in bocca, in 8 nel nuovo consiglio direttivo. A giorni, in nome del futuro presidente, Dal Ponte favorito, punteremo sui bandi ed ecco un primo piano di Dal Ponte, l'avete sentito, il favorito per prendere la carica di presidente del consorzio centro storico. In arrivo il maltempo in provincia di Belluno, con la neve torna l'allerta valanghe, fuori pista sconsigliati fino a lunedì. Da oggi a domani pomeriggio previste abbondanti precipitazioni fino a 1400 metri di quota. I venti formeranno nuovi cumuli nevosi, con scarsa coesione serve prudenza. L'Istituto di Credico sostiene la Fondazione Teatri Cortina Banca, per Culture Link ci sono 120.000 euro sul piatto. E ancora continuiamo con pagina 23, Martin Mistere batte Dylan Dog, la diffamazione social c'è stata. Il bellunese cardinale aveva denunciato lo sceneggiatore Recchioni, è arrivata la condanna e ancora pendente l'appello della causa per plagio al Tribunale Civile delle Imprese di Milano. Politica bellunese verso le elezioni provinciali, centrodestra, ecco la lista, sono rappresentate tutte le vallate bellunesi. E in questo scatto vediamo da sinistra Andrea De Bernardin, Lega, sindaco del comune di Roccapietore, Silvia Caligaro, Fratelli d'Italia, sindaco di Vigo di Cadore, e Dario Scopel, Forza Italia, sindaco di Seren del Grappa. Pagina 24, una pellicola che parla di emigrazione, quei bellunesi che nessuno voleva, non andare via, fa il tutto esaurito. Il film di Giorgio Cassiadoro parla degli italiani in Svizzera, attori tutti amatoriali, riprese a Tisoi, Valmorel e Cortina. Oggi al Cinema Italia proiezione per il cast e mercoledì 28 il debutto con il tutto esaurito. Vediamo in questi scatti alcuni momenti delle riprese, complimenti al regista Cassiadoro anche per aver voluto dedicare un film proprio al tema delle migrazioni, in questo caso della provincia di Belluno. Siamo a pagina 25, chiesa locale, matrimoni e funerali, serve più sobrietà, la diocesi dà lezioni di addobbi floreali. Il laboratorio fa il pieno, 35 partecipanti, Don Alex, bastano pochi fiori di stagione, magari a chilometro zero. Il progetto Dialetti e lingue minoritarie nasce l'audiomappa Alpilink. Il bellunese è una zona di transito tra i dialetti veneti e ladini. Nello Zoldano, in Agordino, c'è un misto e spesso i parlanti non sono sicuri se parlano un dialetto veneto o un dialetto ladino, oppure sono convinti dell'uno o dell'altro.
Pagina 26, il colosso di Santa Giustina, le vendite all'estero trainano Unifarco, il fatturato del 2023 arriva a 165 milioni, chiuso il bilancio, l'apertura della sede a Parigi si fa sentire, le vendite in Francia e in Belgio sono aumentate del 35%. Massima attenzione su qualità dei prodotti e impatto ambientale è la chiave giusta per continuare nella nostra crescita. Questa è la dichiarazione di Massimo Slaviero, amministratore delegato del gruppo Unifarco. Feltre, il 5, 6 e 7 aprile è fissato il motoraduno e anche la benedizione viene confermata in città. Continuiamo con pagina 27, volontariato, assegnati i contributi alle associazioni sportive e culturali, il Comune ha stanziato 20.000 euro per le loro attività, le quote maggiori a Claviere e Bellunesi nel mondo. L'Intima di Sara Cecchini entra nella top 10 nazionale dei negozi di intimo e mare. Il riconoscimento è stato assegnato da esperti di numerose aziende. Do il massimo per offrire alle clienti esperienze di shopping uniche. Notizie anche dal nuovo comune Sette Ville, nato dalla fusione tra Querovasse e Alano di Piave. Conto alla rovescia la nuova palestra pronta in un mese. Rimaniamo nel Feltrino con Santa Giustina, pagina 28 del Corriere delle Alpi, piscina ora a prova di condensa e perdite. Conclusi i lavori del comune per evitare le infiltrazioni, installata una sbarra all'ingresso del parcheggio posteriore. Si rende grappa tutta la posta del palazzo nella cassetta di Anteas alla protesta di Vecchio. E continuiamo con Sedico, politica, Casogni il nuovo vice sindaco, Gioia Nardini rimpiazza Sacchette. Il sindaco Deona ha firmato il decreto di nomina chiudendo la spaccatura in giunta. Ci sono ancora parecchie cose da fare prima della fine del nostro mandato. Borgo Valbelluna conferma aliquote IRPEF e progetto turistico domani in consiglio. Sempre da Sedico, rapinato dal branco, ma il video smentisce, assolto un ventenne. E adesso la tragedia che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi, che ci porta a Borgo Valbelluna. Siamo a pagina 30, operaio stroncato da un malore a 37 anni, dramma nel cantiere di inerti a Marziai. Davis Solagna era appena arrivato per iniziare il turno di lavoro 8 anni fa. La tragedia della morte del fratello Loris. Ieri mattina nel piazzale dell'azienda che si trova lungo la strada provinciale 1 bis Madonna del Piave, il giovane responsabile del cantiere si è sentito male all'improvviso e non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Non aveva ancora iniziato a svolgere le proprie mansioni secondo la ricostruzione degli stessi titolari. Il personale dell'azienda Movimes, appena scorto il corpo riverso a terra, ha chiamato i soccorsi. L'ambulanza, seppur arrivata a sirene spiegate da Santa Maria del Prato di Feltre, è tornata indietro vuota. Per Solagna non c'era più nulla da fare, sul posto anche i carabinieri. Trattandosi di un luogo di lavoro non sono mancati gli accertamenti, ma i motivi del decesso sono legati alla salute del 37enne. La tragedia consumatasi ieri mattina è stata uno shock per chi lavora alla Movimes, l'azienda di inerti a Marziai. Non ha parole la titolare Elisa Tieppo per descrivere il proprio dolore per la perdita di una persona considerata un fratello piuttosto che un collaboratore. Davis lavorava con noi da quando aveva 17 anni, spiega l'imprenditrice. Ieri mattina era arrivato in cantiere come sempre, era appena sceso dalla sua auto e noi non eravamo ancora arrivati. Lui gestiva il cantiere, era irresponsabile, lo abbiamo trovato nel piazzale, racconta con commozione e tanto dispiacere. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 37enne di Marziai. Era un pezzo di pane, continua Elisa Tieppo, una persona speciale, sempre disponibile e buona. Davis Solagna abitava a Marziai, lascia la compagna e i familiari, tra i quali i genitori Fernanda e Ruggero, che erano stati colpiti da una seconda tragedia indescrivibile. Era infatti il 2016 quando l'altro figlio, Loris, aveva perso la vita nello scontro tra un furgone e l'auto sulla quale viaggiava. Ora la famiglia è stata colpita da questa seconda immane tragedia. Rimaniamo in questa pagina, Ponte nelle Alpi, colonnine di ricarica per bici installate a Coi dei Pera. E sempre da Ponte nelle Alpi alla scoperta dei funghi parte il ciclo di incontri con il comune e Bresadola. Siamo a pagina 31, notizia dalla Gordino, fidanzata in bagno, ferma il bus, in ritardo gli costa una condanna, il ragazzo ha bloccato la porta del mezzo interrompendo il pubblico servizio, l'imputato ha pagato anche la violazione del divieto di ritorno nel capoluogo. Sempre da Agordo, appello della Proloco, servono volontari, giovedì 29 un incontro per contare le forze disponibili, Galligani, a rischio la tradizionale sagra di San Piero. Falcade, gli studenti bellunesi tornano a sfidarsi alla Ryer School Cup e continuiamo con Cortina, o precisamente siamo
A Borca di Cadore, centro turistico all'ex stazione, la progettazione è addirittura. Il sindaco Sala in un paio di mesi il bando d'appalto pronti a integrare il finanziamento del PNRR. La struttura rinnovata andrà a supporto dei frequentatori della ciclo pedonale. Cortina, sviluppo e ambiente per la Parla Raniero Regni. Domani a Cortina l'appuntamento è fissato per le 18:30 in sala culturale al Palazzo delle Poste. Siamo in Comenico Superiore, è necessario più entusiasmo attorno al collegamento. Il sindaco Stannuovo polacco sprona a lavorare uniti per il progetto verso la Pusteria. È un treno che passa una volta sola, un delitto farsi trovare impreparati. Cortina, attori, registi e performer, protagonisti in giuria. La rassegna è alla 19ª edizione. Siamo alla rubrica Cultura e Società, l'intervista a Sir Robin Knox Johnston, il velista leggendario, il giro del mondo, la mia ossessione. È stato il primo uomo a centrare l'impresa senza fare soste nel 1968 e 69, ha 84 anni ed è in forma, ho un segreto, ho avuto i genitori giusti. L'intervista vi aspetta a pagina 34. E adesso invece dalla rubrica Giorno e Notte, la stagione di Scoppio Spettacoli, Geppi Cucciari e Massimo Ranieri, doppio sold out al teatro in 24 ore. Domani doppio incontro, il futuro delle donne, Dacia Maraini a Belluno in nome di Ipazia. E domani a Ponte nelle Alpi un incontro per parlare dell'Unione Europea. Siamo a pagina 38, sport e calcio di Serie D, Dolomiti verso Montebelluna, trasloco ormai vicino a Feltre. Zanini sfoglia la margherita degli assenti e deve inventare la formazione. Ancora un giorno di attesa per conoscere l'esito della risonanza di Mazza. Calcio di prima categoria, Lentiai filo di Arianna alla solidarietà il 3 marzo alla domenica sportiva. Hockey Alps League, il Cortina in Austria per difendere la seconda posizione. Alle 19:30 la delicata gara sul ghiaccio dello Zell Amselacher. È una partita fondamentale per entrambe, il lungo viaggio può pesare. Altre 2 notizie dal mondo dell'hockey, Serie B, il Feltre Ghiaccio ha già il pass per i playoff, Cassol al 7° cielo, stagione fantastica. Hockey Serie C, al Cadore la prima contro il Gardena C, Mirko Talamini, bomber di giornata. Pallavolo Serie A3 stufano un appello ai tifosi, vinciamo tutti insieme. Curling Junioris, Italia battuta dalla Germania, oggi le sfide decisive. Calcio a 5 Serie A2, Canottieri via il momento clou del torneo, Bonavera pensiamo solo alla salvezza. Pallamano Serie A bronze, Belluno ha archiviato Vigasio, solo un piccolo passo falso. E per le nuove discipline, mondiali di Nizza con 3 bellunesi, nell'Irox un mix di sport. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, in prevalenza nuvoloso, salvo parziale attenuazione della nuvolosità sui settori occidentali verso sera. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1. Stasera alle ore 20, domani mattina all'1 del mattino. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.